populismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, simili, pugni, calci, dappi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Osare, sempre più osare! Sai, non sono stato mai nauseato come adesso, asseragliato dal progresso. Sai, non credo accetterò ancora altre elezioni da questi quattro presuntuosi. Democrazia grande pollaio, un pianto, un grido, uno spadiglio. Oh mio Dio quanto è banale il vostro mondo dell'uguale. Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, sono senza soluzione. Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, e non cerco comprensione a modo mio. Non sono stato mai altruista come adesso e penso a quello che è successo. Sai, non credo prenderò ancora altre elezioni da questi quattro presuntuosi. Democrazia grande pollaio, un piatto, un grido, uno spadiglio. Tutti quanti a sgomitare per chi fa l'uomo più normale. Allora faccio in modo mio, tanto se sbaglio pago io, sono senza soluzione. Allora faccio in modo mio, tanto se sbaglio pago io, e non cerco comprensione. Mattina i ragazzi di Casa Pound Udine, insieme alla popolazione di Gemona del Friuli, hanno dato vita a un funerale simbolico per protestare contro i tagli alla sanità pubblica e i tagli al piccolo ospedale di questa cittadina della Pedemontana. Questa nuova riforma regionale prevede dei tagli alle strutture sanitarie minori, il che comporterebbe un maggiore disagio per questi territori che per la loro posizione geografica sono già abbastanza svantaggiati. Sai, non sono stato mai così sveglio come adesso, ci serve molto autocontrollo. Sai, non credo cambierò il mio modo di pensare in quest'epoca di scuse. Democrazia grande pollaio, un pianto, un grido e uno spadiglio, tutti pronti a starnazzare perché non sanno più come volare. Allora faccio a modo mio, tanto se sbaglio pago io, sono senza soluzione. Aldo si oppone a questo tipo di politica dell'abbandono e denuncia invece quell'area politica che è fatta di proclami elettorali che fino adesso non sta portando nulla di concreto e non sta portando nemmeno proposte.